di Sport di Più, buongiorno, ben ritrovati, una nuova colazione insieme. Questa mattina parliamo di basket e lo facciamo con il presidente della Federbasket Veneto, Fabio Crivellaro. Buongiorno Fabio. Buongiorno Alberto e buongiorno a tutti. Allora, intanto grazie della disponibilità, ci rivediamo dopo, beh, insomma, ci siamo sentiti ancora, però ci rivediamo per un'intervista dopo la tua elezione, no? Del 2024, fine 24. Beh, la prima domanda che ti faccio, come sta andando il tuo impegno nella Federbasket del Veneto? Numeri, facci un po' un aggiornamento generale, dai. Ma allora, guarda, intanto sono contento di rivederti e di rifare una nuova puntata con te. È sempre ben accetta. L'avventura sta andando bene, dai, un mondo dove di sicuro non ci si annoia alla federazione, mettiamola così, no? Ogni giorno ci sono novità, ci sono cose da seguire, gestire e cercare di migliorare. Ehm, posso fare solo una cosa che ho vissuto nella mia pelle, che uno come sottoscritto, che seppur sicuramente giovane per l'età media delle figure che girano e gravitano attorno alla federazione, un po' di esperienza cestistica ce l'ha, insomma, sotto tutti i punti di vista, insomma, sia come giocatore, allenatore, istruttore, dirigente poi di società. Ma sicuramente, insomma, quando uno entra nel mondo della federazione deve farsi un po' d'esperienza anche su quello, nel senso che è un mondo completamente diverso e quindi insomma bisogna essere bravi a tararsi e gestire certe dinamiche diversamente. Eh sì, dinamiche assolutamente diverse, l'esperienza ovviamente sul campo aiuta molto e tu di esperienza nel mondo del basket assolutamente ne hai da vendere. Senti Fabio, la domanda che ti faccio, allora faccio una premessa, quando ho deciso di intervistarti mi sono confrontato un po' con la redazione e in redazione ci sono dei cestisti, degli appassionati, degli esperti molto più di me. E allora mi ha detto, senti, visto che intervisti il presidente della federazione, fagli un paio di domande specifiche. Allora io ti riporto quello che mi hanno chiesto e magari sono le domande che si fanno in tanti quesiti che magari vengono fuori quando si parla di basket. E la domanda, quella che ti faccio, è subito un po' provocatoria, no? Si parla di crisi del basket, però se si guarda bene, insomma, i numeri di ricambio generazionali ci sono, talenti ne stanno crescendo e allora ti ripeto, questa parola provocatoria crisi non è forse magari un po' per quanto riguarda le società, è quella un po' la difficoltà del movimento o smentiscimi se ti ho fatto una domanda che non è coerente. Ma sì, allora, di sicuro non mi piace parlare di crisi, nel senso che non vedo ehm, questo allarmismo, ecco, nel senso che per come la vedo io è una parola molto impegnativa, ecco, nel senso che assolutamente non mi sembra questo fortunatamente, insomma, il nostro momento storico. È vero che bisogna scindere, però come giustamente hai colto tu, due cose. Se la struttura magari federale di un certo livello qualitativo, insomma, mi permetto di dire che negli ultimi anni si è sviluppata e strutturata e quindi fortunatamente abbiamo avuto anche qualche risultato significativo, anzi molto bello con le ragazze e comunque insomma c'è una struttura bella solida e consolidata. Sicuramente essendo noi uno sport storico, nel senso che la pallacanestro è presente da anni in maniera radicata importante in tutta Italia come attività. Premetto, sì, devo dire che insomma, alcune società hanno un po' più di difficoltà al cambiamento, nel senso che il lavoro sportivo è stata una bella botta per tutti, non solo nella pallacanestro, e quindi ha portato di conseguenza le società a strutturarsi passando da una base prettamente volontaria, nel senso che quando io facevo mini basket nei primi anni 90, sicuramente le società, il 95% era fatta di base volontaria, di persone che dedicavano il loro tempo e facevano fare delle attività ai ragazzi. Purtroppo, perché devo dire purtroppo, in alcuni anni non è più così, e quindi quelle società che hanno avuto difficoltà nel trasformarsi e quindi nel evolversi, stanno obiettivamente facendo un po' di difficoltà. Però insomma, d'altro canto devo dire che invece chi ha colto
nella maniera corretta, questo cambiamento che di sicuro non è stato imposto da noi, sta lavorando bene e i numeri si vedono in netta crescita. Ma direi che anche a livello di comunicazione si sta vedendo comunque una crescita, insomma, è un percorso un po' complicato, nel senso che si cambia completamente il registro, però anche a livello di comunicazione si stanno vedendo delle novità. Ma questa è la base per il lavoro di oggi, nel senso che lo sport fortunatamente insomma, sta crescendo e ci sono tanti altri sport che stanno avendo la visibilità che magari un tempo non avevano. E quindi questo deve aiutare tutti ad avere uno stimolo per migliorare e per focalizzarsi anche su alcuni ambiti, come appunto la comunicazione, che al giorno d'oggi sono fondamentali, insomma, per la crescita anche solo di una semplice società sportiva. Beh, un altro punto forte di tutto il movimento sono gli allenatori, cioè abbiamo degli allenatori, dei tecnici molto preparati che stanno facendo bene anche all'estero. C'è ancora margine, spazio per aumentare, per far crescere ulteriormente questa capacità, questa competenza a livello tecnico. Mi dispiace che poi quando escono fanno meglio di quando sono a casa alcuni Eh, allenatori e quindi dobbiamo essere più bravi noi e avere più coraggio nell'investire sia nel credere nei nostri allenatori, ma dico anche insomma in qualche giocatore. Troppo spesso vedo ancora che ci focalizziamo sul risultato di oggi senza magari pensare a quello che può essere il risultato di domani. Quindi i giocatori bravi, come gli allenatori bravi, gli va dato tempo di giocare, di fare i propri errori e di crescere però sul campo, ecco. Quindi sicuramente la nostra scuola è un'ottima scuola. Senti, l'hai anticipato prima, no? Si parla del basket femminile che è in assoluta crescita Veneto e Verona, però bisogna anche essere obiettivi, manca visibilità a questo mondo. Allora, guarda, lì tocchi uno dei miei tasti dove sono che ho particolarmente a cuore, nel senso che veramente i margini di miglioramento sul femminile sono clamorosi per come la vedo, nel senso che i numeri purtroppo non sono tanti, ma lo dico io, cioè è un mio parere personale, e lo dico anche un po' da papà, permettimi, sono papà di due bimbe. E quindi spero che lo sport femminile abbia sempre più risalto e crescita. Qui, per come la vedo, ci sono due canali paralleli. Uno è quello nostro, federale, dove dobbiamo renderci conto che dobbiamo investirci tempo, risorse, denari, perché c'è un bacino veramente grande di ragazze e bimbe che hanno bisogno e che vogliono fare attività. E dall'altra parte mi permetto di dire devono essere anche le società che hanno voglia di dedicarci del tempo al femminile. Perché è brutto da dire, noi nasciamo magari prettamente come attività maschile e quindi è più comodo e più facile fare una squadra di bambini, reclutare bambini, maschietti. Invece devo dire che bisogna dedicarsi un po' di più anche al femminile. E chi lo fa in regione? Adesso non voglio fare nomi di alcune società perché nel mio ruolo non è sicuramente carino. Ma ci sono società che vivono, cioè nel senso che ci sono paesi interi dove la pallacanestro è identificata come femminile. E quindi questo mi fa ben sperare perché vuol dire che chi lavora in un certo determinato modo e crede nello sviluppo della pallacanestro femminile, comunque i suoi risultati li ha. Quindi ecco, è uno stimolo anche per tutti di provare a crederci e per far crescere il nostro movimento femminile. Tu non fai nome, ma mi viene in mente il Vittoria Basket, ne faccio uno qua di Verona, di San Bonifacio, che sta lavorando, che lavora esclusivamente per il mondo del basket femminile. Questo è un progetto, penso ce ne siano pochi, almeno tu magari mi puoi dare Ma qualche... allora, sicuramente hai fatto il nome di una società che sta lavorando molto bene, ma essendo veronese io mi sposto e Mm? ti dico, San Martino di Lupari, che è da anni una scuola che è in Serie A femminile, e veramente quando uno va a San Martino di Lupari, la pallacanestro è proprio identificata come solo femminile, nel senso si va al palazzetto che ha un piccolo palazzetto di 700-800 persone, ma veramente hanno un mondo di pallacanestro che gravita solo attorno alle femmine. Quindi, insomma, sicuramente ci sono realtà che sono da esempio, che possono essere, da cui bisogna prendere spunto, ecco. E quindi si può fare, ecco, non è utopia.
fare un mondo o comunque un settore, una squadra di basket femminile o una società dedicata solo al basket femminile. Si può fare. E certo, insomma. Senti, io ti leggo una domanda che è molto tecnica, questa viene da un mio collaboratore, insomma, che lui è molto addentro al mondo del basket. Te la leggo, no? Per evitare di dire o di non essere chiaro. Il cambio dei regolamenti negli USA ha portato ad una vera e propria caccia ai talenti in Europa. Questo favorisce l'immagine del basket, alimenta le speranze dei giovani e in prospettiva anche delle nazionali, ma non rischia, secondo te, di togliere valore alle società, valore delle società che hanno costruito, hanno fatto crescere il talento e poi se lo vedono portare via, praticamente. Sì, complimenti al collega che ha fatto una bellissima domanda tecnica. L'NBA è sicuramente un volano per noi in tanti punti di vista. In questo caso, o meglio, l'America, mettiamola così, perché qua si parla di NCAA, che quindi è un'altra cosa. Ma in questo caso sicuramente non giova al nostro movimento e mi permetto di dire che dobbiamo essere bravi noi come sede centrale, come federazione centrale, a cercare di prevenire il più possibile, anticipare quello che sarà la pallacanestro nei prossimi 10 anni, nel senso che in questo momento veramente per un ragazzo che cresce e che è giovane è imparagonabile paragonare una nostra squadra di under 19 eccellenza piuttosto che anche solo una semplice Serie B, Serie A2 rispetto a quello che offre l'America al giorno d'oggi, nel senso che l'America nello sport sono strutturati molto meglio di noi, e qui parlo, non parlo di pallacanestro, parlo in maniera generale, In no? generale. E quindi dobbiamo essere bravi noi ad adattarci in modo tale da non creare troppo danno alle nostre società che magari investono soldi per crescere e formare giocatori che poi invece si vedono portare via da altri, dall'America, in questo caso dagli Stati Uniti, ecco. Senti, ti faccio una domanda, conosco la tua amicizia con il mondo della pallavolo e in particolare con il consigliere federale Bianchini. La domanda è un po' provocatoria, un po' scherzosa, però capisci ovviamente nei termini giusti. Il basket cosa può copiare dal volley? Il volley che è sicuramente più vincente. Guarda, loro hanno una cosa che noi, secondo me, come cultura non abbiamo. Loro sono molto più empatici. Loro, se devono lamentarsi, magari non lo fanno pubblicamente. Invece noi, come pallacanestro, come mondo cestistico, abbiamo preso un po' dal calcio, mi permetto di dire, no? Quindi siamo un po' più che ci lamentiamo troppo alla luce del sole, ecco. Invece loro sono molto più bravi di noi in questo, e quello glielo prenderei ben volentieri, nel senso che dappertutto ci sono cose che vanno e cose che non vanno. Eh, Però è inutile continuare a lamentarsi. Io sono uno di quelli che cerca di lamentarsi il meno possibile, quindi cerca sempre la soluzione e cerca sempre di migliorare e di provare a migliorare, a crescere. E quindi insomma loro vedo che lo fanno meglio di noi, ecco. Poi insomma se la mettiamo sotto l'aspetto invece sportivo, sicuramente grande applauso a quello che hanno fatto come nazionali. Insomma, non sono certo io che vengo a dire che sicuramente a livello nazionale, o meglio, a livello internazionale, il campionato di pallavolo in Italia penso sia uno tra i primi al mondo, quindi insomma mi viene a pensare alla Polonia, alla Russia, alla Turchia, e ci siamo noi, ecco. Mentre sicuramente nella pallacanestro, che ripeto, è sbagliato anche paragonarci allo stesso livello, nel senso che noi abbiamo anche noi tantissimi tesserati, ma il campionato, diciamo, che dà lustro al mondo poi che è la pallacanestro è sempre l'NBA, no? Quindi partiamo da due livelli un po' diversi, anche se poi a livello numerico, a livello di tutto, di sicuro non abbiamo niente da invidiare, ecco. Però sicuramente loro sono stati bravi a creare un bel contesto a livello nazionale unico e tra i primi al mondo, ecco. Senti Fabio, ultima domanda, me l'avevi già detto anche l'altra volta e immagino sia ancora così, no? Il tesserati in aumento, però un'attività nelle scuole penso sia uno dei vostri focus, perché è lì.
che si fa provare, è lì anche che eventualmente si possono scoprire nuovi giocatori e giocatrici. Allora, se parli a livello regionale, sì. È una mia battaglia che sto provando a portare anche a Roma, nel senso che, come l'ho detto prima, reputo che ormai come federazione abbiamo una struttura veramente consolidata sul livello qualitativo, con allenatori provinciali, regionali che poi si affidano, parlano con i nazionali, quindi riusciamo ad avere una copertura capillare di chi sono quegli atleti futuribili. Una cosa che io continuo a dire è che dobbiamo essere bravi a ritornare anche a livello base, nel senso che dalla quantità arriva la qualità, c'è poco da fare, non si può pensare di avere sempre i soliti o comunque avere una nicchia troppo stretta. Quindi lo sviluppo e partire dalla scuola lo reputo fondamentale per far conoscere, per far appassionare e per far crescere in generale i nostri ragazzi. Fabio, io ti ringrazio per questa bella chiacchierata, magari non facciamo passare un anno per la prossima, nel senso che seguiamo ovviamente come sport di più il mondo del basket, magari avremo modo di riaggiornarci tra qualche mese per fare anche un attimino un po' il punto della situazione, anche in vista insomma dei prossimi impegni nazionali e di tutto quello che è il movimento e insomma, ripeto, abbiamo due squadre a Verona che stanno lottando, magari potremo fare altri discorsi alla fine della stagione. Intanto ti ringrazio per essere stato qui con noi, Fabio Crivellaro, presidente della Federazione Italiana Pallacanestro del Veneto. Grazie ancora e buon lavoro, Fabio. Grazie a te e buona giornata a tutti.